credo che questa sera sia stata una partita diversa dalle altre, nel senso, visto che abbiamo preso una sonora batosta, meritata, perché poi alla fine il Bar Cristal ha giocato in maniera perfetta. Sono veramente una bella squadra, gli faccio i complimenti perché hanno giocato in maniera perfetta. Noi un po' sottotono, c'era qualcuno che veniva dagli allenamenti, quindi il venerdì purtroppo è una giornata un po' particolare perché c'è gente che si allena, quindi era stanca, è venuta anche demotivata, perché purtroppo quando si viene al campo per giocare bisogna sempre dare il 100%. Chi non lo era stasera doveva dirlo e forse magari sarebbe stato spazio per chi ne aveva di più. In tutti i casi loro hanno fatto la loro partita, nulla da dire, ci siamo complicati noi da soli il cammino, va bene così, cioè alla fine si faranno i conti, se arriveremo secondi, la morte di nessuno, se arriva secondi, la prossima partita giuro che io mi impegnerò sempre nella solita maniera, senza col peperino come hanno fatto tutti gli altri. Il Bar Cristal giocherà col Cotton, magari saremo fortunati che possano riproporci una partita come quella di oggi e magari regalarci a noi un'altra soddisfazione. Se non viene, poco male, campiamo lo stesso e siamo sereni, insomma, noi della Roma, molto sereni. Sì. No, beh, pensare adesso ai playoff no, perché è un peccato, perché c'è comunque una regular season da rispettare, poi i playoff arriveranno dopo e la regular season ci tenevamo a vincerla e al momento ce la siamo complicata e non è così. Non cambia niente poi alla fine, perché quello che conta è il trofeo finale, cioè i playoff sono la cosa più importante, anche se io tenevo a vincere la regular season, ci tenevo, cioè non voglio dire adesso non mi interessa, ci tenevo in particolar modo a vincere la regular season. Se non la dovessimo vincere, perché la prossima partita il Cotton batterà tranquillamente il Crystal, il Bar Cristal, ce ne faremo una ragione, torneremo sul campo da secondi e vediamo magari di arrivare primi ai playoff. Sono sicuro che la mia squadra questa sconfitta magari prima dei playoff gli farà bene, per capire che ogni squadra che incontreremo è una squadra da rispettare e stasera qui al Garvaglia ci hanno insegnato che cos'è l'umiltà, quella che non abbiamo avuto noi. Mi dispiace, ma c'è stata gente della mia squadra stasera che è rimasta a casa e mentalmente io prego Dio veramente di rincontrare il Bar Cristal in una possibile semifinale, forse, non so adesso come verranno distribuite le cose, per poter riprovare a giocare con loro, perché loro hanno fatto un'ottima partita. Magari una rivincita a noi ci piacerebbe rifarla con loro del Bar Cristal, più che col Cotton. Ok, e in bocca al lupo allora anche per Crevi. questo desiderio. Crevi. Grazie mister.